Incontro oggi con l'ex magistrato Gherardo Colombo, famoso per le indagini sulla loggia P2 e di Mani Pulite, compositore con Pier Camillo Davigo del libro Sulle regole. Numerosa la popolazione e le autorità giunte presso Villa Bassi Radenberg nel comune di Abano Terme. Con una metafora ci spiega perché ha abbandonato la professione di magistrato. Un signore va in cucina per farsi il caffè, ma dal rubinetto non esce acqua. Decide così di chiamare l'idraulico che prova a smontare il rubinetto e i tubi, ma l'acqua continua a non arrivare. Allora l'idraulico va in cantina e lavora al rubinetto centrale, quello che porta l'acqua al condominio. Così torna in cucina e finalmente l'acqua esce dal rubinetto. È come se per 33 anni in magistratura mi fossi occupato solo del rubinetto della cucina. Per quanto impegno ci si mettesse non c'è niente da fare, la giustizia funzionava malissimo. Così ho pensato di guardare a qualcosa che venisse prima dei tribunali, le corti d'appello, le sentenze e gli avvocati. Alla fine ho trovato il rubinetto centrale, cioè la relazione che esiste tra le persone e le regole. Se non capiamo questa, la giustizia non funziona. Sfishamar Channel News, Abano Terme.